Agrigento Capitale della Cultura c'è il nuovo direttore della Fondazione Giuseppe Parello. Marcello Dell'Utri rilancia Farò la biblioteca nella Valle dei Templi e insieme nel sociale interviene Non perdiamo un'altra occasione, pronti a collaborare. Viva Orizzonti Sensibili sull'universo femminile, interessante iniziativa del Rotary presentata oggi alla stampa. Il balletto delle dimissioni dell'assessore Di Mauro annunciate e sicuramente verranno formalizzate lunedì. Ex province, un convegno per riflettere sulla centralità istituzionale o inutilità degli enti a poche settimane dalle elezioni. Gli studenti del liceo Leonardo al Teatro Pirandello raccontano la loro ricerca sul teatro. Ioppolo ha nuove strutture, coworking, informazioni turistiche e facilitazione digitale grazie ai Galsicani. La Regione rinnova il protocollo d'intesa con il Planetario di Agrigento. Nuova apertura della Conad in via Gioeni. La copia della Sacra Sindone alla chiesa di San Girolamo. Incontro con scambio di libri a Parigi tra Pascal Schembri e Dacia Maraini. Gli spareggi, Gemini, River Platani e la Goal Collection per lo sport. Un saluto a tutti dalla nostra redazione. Apriamo con Agrigento 25. La Fondazione ha un nuovo direttore, è Giuseppe Parello, che è stato già dirigente del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi ed è attuale presidente del Consiglio dello stesso. Sentiamo. È Giuseppe Parello, il nuovo direttore generale della Fondazione Capitale Italiana della Cultura, che subentra a Roberto Albergoni, che aveva rassegnato le dimissioni lo scorso 25 di marzo. La nomina è stata formalizzata ieri mattina dopo un accordo raggiunto nei giorni precedenti e ratificato dalla presidente della Fondazione Maria Teresa Cucinotta, ex prefetto di Palermo, che ha preso il posto di Giacomo Minio. Parello non è nuovo nel panorama culturale e gestionale agrigentino, è stato direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi, di cui oggi presiede il Consiglio, ed è attualmente anche direttore del Museo Archeologico Salinas, oltre a ricoprire il ruolo di dirigente regionale. A Parello si deve il nuovo corso dato al Parco della Valle dei Templi, con l'apertura dello stesso a molteplici attività che hanno dato alla valle un incremento esponenziale in termini di presenze turistiche. Le indubbie capacità di Giuseppe Parello dovranno adesso sopperire alle carenze che di fatto caratterizzano l'intera gestione di Agrigento 25, che è giunta al suo quarto mese da reginetta della cultura senza avere né predisposto il recupero che se ne doveva operare in termini strutturali, né una reale programmazione di eventi rimasti sulla carta o annullati. È balzata agli onori della cronaca nazionale e internazionale solamente per inefficienze e incapacità gestionali. Viva Orizzonti Sensibili sull'universo femminile è il tema di una mostra organizzata dal Rotary. Oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione seguita per noi da Arturo Cantella, che ha intervistato il presidente del club Alfonso Lozzito e Davide Campari, managing director di Fujifilm. Presidente, il Rotary oggi inaugura questa mostra fotografica dedicata alle donne. Sì, oggi il Rotary è, insieme soprattutto al grande contributo che ci ha dato la Fuji, in condizione di regalare questa bellissima mostra alla città di Agrigento. Quando noi abbiamo pensato di realizzarla, abbiamo deciso di realizzarla seguendo uno schema ben preciso, che era quello di intitolarla alla diversità, all'equità e all'inclusione. Tutto questo declinato però al femminile, perché osservando queste fotografie, soprattutto osservandole con l'occhio della nostra curatrice, che è la dottoressa Donato, ho potuto apprezzare tante sfumature che a un occhio così
poco avvezzo a valutare il retropensiero che ogni fotografia ha, non riuscivo ad apprezzarlo. Devo dire francamente che da queste fotografie esce fuori un mondo poliedrico, un mondo particolarmente complesso ma allo stesso tempo semplice, che è rappresentato dal sesso femminile. Questa è una di quelle mostre che secondo me, regalandola alla città di Agrigento, il giorno e l'anno in cui Agrigento è consacrata all'attenzione di tutti i mass media come capitale della cultura 2025, credo che il Rotary e Fuji abbiano fatto un grandissimo regalo alla città. Aggiungo che questa mostra ha anche uno scopo benefico. Alla fine di questa mostra tutti e 25 questi autori, 25, Agrigento 25, il numero non è un numero che noi abbiamo scelto a caso, hanno deciso di donare queste foto al Rotary e il Rotary farà una grande asta benefica alla fine. Con il ricavato di questa iniziativa noi lo devolveremo alla Rotary Foundation e l'indicazione sarà quello di utilizzarlo per debellare sul territorio mondiale gli ultimi focolai di poliomielite che ancora ci sono in Afghanistan e in Pakistan. Spero che la città di Agrigento ci dia la grande soddisfazione di venire qua, di visitare questa mostra, di apprezzarne i caratteri, i tratti, la grande eleganza e il grande valore culturale. Sì, perché Fujifilm Healthcare è un'azienda che da oltre 90 anni dedica la sua attività alla ricerca e sviluppo, all'innovazione tecnologica e in particolar modo nel campo della prevenzione del tumore al seno, quindi una tematica molto legata al mondo della donna. Per cui quando il presidente del Rotary Club di Agrigento, il dottor Alfonso Lozito, mi ha parlato dell'idea di questa iniziativa, sono stato felicissimo di poter contribuire ed aiutare a realizzarla con questa bellissima mostra fotografica che vede questi 25 autori dedicati a rappresentare proprio il mondo della donna, autori donne e autori uomini. Avete scelto proprio 25 per una simbiosi con Agrigento 2025. Assolutamente, l'anno importante per questa città ha facilitato anche l'individuazione di un tema per questa mostra. Benedetta Donato è la curatrice di questa mostra Orizzonti sensibili sull'universo femminile. Ecco, un criterio che ha seguito proprio la donna nel suo percorso artistico, culturale e di vita. Allora, Viva è il titolo della mostra, che vuole essere un augurio innanzitutto e un'esortazione nei confronti della cultura. Ci troviamo nell'ambito di Agrigento, capitale italiana della cultura, e nei confronti nello specifico dell'arte e della fotografia. Quello che è stato fatto è stato riunire 25 ricerche tra gli autori coinvolti, 15 donne e 10 uomini, che nell'arco del loro lavoro avessero dedicato attenzione all'indagine nei confronti della donna e dell'evoluzione dei suoi percorsi. Sono autori che ci hanno donato le proprie opere perché siamo convinti che il dialogo sull'argomento donna, sull'argomento del femminile sia fondamentale e che sia necessario costruire proprio un rapporto di reciprocità tra quello che è la visione maschile e la visione femminile. Io dicevo prima, non esiste uno sguardo di genere, esistono delle diverse sensibilità, e con questa mostra cerchiamo, questo sarebbe il nostro scopo, il nostro obiettivo, e speriamo chiaramente di riuscirci, di far comprendere come l'arte in questo senso sia coinvolgente, sia inclusiva, in qualche modo esalti le differenze per quanto riguarda sicuramente l'espressione, i linguaggi e gli stili, ma unisce tutti quanti in questo che appunto sarà uno scambio iniziato con gli autori, uno scambio tra autori e autrici e uno scambio, speriamo, con il pubblico, che mi auguro numeroso verrà a visitare la mostra e si possa rendere conto di come esiste questo fil rouge, questo nuovo sguardo nei confronti dell'universo femminile. Lucio Zicari è tra gli espositori qui alla mostra del Rotary Viva. Parliamo proprio di questa tua fotografia.
Sì, questa fotografia di una donna migrante che tiene in braccio il proprio bambino è tratta da un lavoro di reportage di 3 anni in cui ho raccontato gli sbarchi nel Mediterraneo, cercando di cogliere il lato umano nella tragedia delle migrazioni. Sì, salve, buongiorno. Allora, questa fotografia, Balloon Portrait, è stata scelta da Benedetta Donato per la mostra di oggi, dal titolo Viva. Questa fotografia è un omaggio alla leggerezza, è un inno alla leggerezza non solo fisica ma anche metaforica. Oggi sappiamo che il ruolo della donna è un po' sottomesso, la figura della donna è un po' sottomessa, su tanti aspetti giudicata pesantemente. Questo vuole essere un omaggio alla libertà di espressione, alla vita in generale e alla libertà delle donne. Dunque, questa fotografia è all'interno di un progetto più ampio che è dedicato a una bambina e alla vita e all'amore che ha per i suoi poni, con cui condivide le giornate e la vita. L'ho seguita per un paio di anni, 3-4 anni, e la bambina mi ha incuriosito perché era molto diversa dalle sue coetanee, perché appunto viveva in questo mondo senza tempo, in cui gli amici erano i cavalli e la felicità era correre libera e giocare con loro. Per cui abbiamo scelto la foto proprio per raccontare un altro modo di essere donna, o una piccola donna che sta crescendo, che è totalmente libera da qualsiasi vincolo sociale o di genere. E Dell'Utri non demorde sull'idea di fare la biblioteca dell'Utriana nella Valle dei Templi e torna sull'argomento dicendo la farò. E sul tema interviene Insieme nel sociale di Aldo Capitano, che tramite il suo profilo afferma: perché perdere un'altra occasione milionaria per Agrigento? Cosa c'entra il curriculum di vita del senatore Dell'Utri? Vogliamo perdere anche questa occasione? È una donazione di Dell'Utri, afferma Capitano, che non compromette l'onorabilità della città, anzi è un apporto di altissimo valore culturale ed economico che non va perduto. In questo senso apprezzo, sottolinea Capitano, la generosità di Dell'Utri, concludendo: io lo collaborerei per il raggiungimento dell'obiettivo. Torniamo a parlare delle dimissioni dell'assessore Roberto Di Mauro. C'è ancora un annuncio: si è dimesso, ma la formalizzazione ufficiale probabilmente ci sarà lunedì. Le dimissioni di Roberto Di Mauro quasi prendono in prestito la strategia di marketing dell'annunciare qualcosa creando attesa e carpendo l'attenzione del consumatore. Ieri si è diffusa la voce che l'assessore all'energia, acqua e rifiuti si sarebbe dimesso, ma a guardar bene poi. Sulla notizia fonti palermitane hanno specificato che l'MPA aveva incontrato Schifani per comunicare ufficialmente l'intenzione di Di Mauro di dimettersi, intenzione che dunque sarebbe la stessa che il parlamentare regionale agrigentino aveva manifestato all'inizio. In ogni caso, pare che il tutto potrebbe essere formalizzato lunedì. Al suo posto, come già più volte ribadito, andrebbe Francesco Colianni, già candidato all'Ars nel 2022 nella lista Popolari e Autonomisti. Parliamo dell'ex provincia, perché si svolgerà il 14 aprile alle 17 al Circolo Empedocleo proprio un confronto pubblico sul tema il futuro delle province tra centralità istituzionale e inutilità. L'incontro sarà coordinato da Salvatore Picone. Relazioneranno Achille Contino, dirigente della provincia, che affronterà l'aspetto storico e normativo che ha caratterizzato l'evoluzione di questi enti fino alle vicende recenti, e Francesco Pira, che ne illustrerà l'aspetto sociologico. Seguiranno poi 2 testimonianze di amministratori pubblici: l'onorevole Giancarlo Granata, più volte assessore provinciale ed ex deputato regionale, e l'onorevole Calogero Pumilia, storico deputato nazionale e già sottosegretario di Stato. Parteciperanno all'incontro anche i candidati alla presidenza della provincia, Castellino e Pendolino, oltre a diversi sindaci, autorità locali e rappresentanti di associazioni.
Bufera sulla GESAP perché il governatore Schifani tuona e dice bisogna azzerare il CDA. Lo sciopero proclamato dai lavoratori per domani è solo l'ultimo segnale di una conduzione della società di gestione dell'aeroporto di Palermo ormai fuori controllo. È evidente che non siamo più di fronte a semplici criticità, ma a una deriva che impone scelte drastiche e immediate. Il consiglio di amministrazione va azzerato, senza ulteriori tentennamenti. Lo dichiara il presidente della regione siciliana, Renato Schifani. Mentre il percorso di privatizzazione della società resta ancora bloccato, al contrario di quanto avvenuto a Catania e Comiso, prosegue Schifani, l'attuale governance aveva proposto l'assunzione di 46 nuove figure professionali e la promozione di oltre 20 dipendenti. Tutto questo mentre sono ancora in corso le procedure di selezione del direttore generale e del dirigente responsabile delle risorse umane che, al loro insediamento, non avrebbero potuto che prendere atto di quanto deciso in precedenza, senza quindi poter dare su queste proposte quel contributo di professionalità e competenza loro richiesto dal ruolo. Un'iniziativa non andata a buon fine e che, tra l'altro, non avrebbe considerato la decisione del Tribunale di Palermo, secondo cui GESAP è una società a controllo pubblico. Per questo, le spese di funzionamento, comprese quelle per il personale e le assunzioni, devono avere l'approvazione dei soci pubblici che controllano la società. Ben conoscendo la grande trasparenza, competenza e serietà del sindaco La Galla, conclude il presidente della regione, siamo certi che il comune di Palermo e la città metropolitana individueranno tempestivamente la soluzione più idonea. La regione conferma il proprio impegno a contribuire al processo di crescita infrastrutturale dello scalo, per il quale ha destinato 14 milioni di euro all'interno del Fondo di Sviluppo e Coesione, nell'interesse della società e principalmente degli utenti dell'aeroporto. E da parte sua, interviene sulla vicenda il sindaco La Galla. Valuteremo collegialmente nei prossimi giorni quali siano le opportune iniziative da assumere per assicurare la migliore funzionalità possibile dell'aeroporto Falcone e Borsellino e garantire un'adeguata gestione, afferma, anche tenendo conto delle istanze delle organizzazioni sindacali. Di certo, ha continuato, sorprende l'ordine del giorno che avrebbe dovuto varare nuove promozioni del personale in un momento in cui si attende l'approvazione definitiva del piano di riequilibrio da parte della Corte dei Conti. Aggiunge, che potrà dare il via libera alle procedure di privatizzazione dello scalo di Palermo che, come socio di maggioranza, ritengo assolutamente opportuna. Qualche breve notizia di cronaca: è stato incendiato un altro portone d'ingresso, questa volta di un condominio nei pressi della via Salso Alicate. È accaduto nei giorni scorsi, le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per tentare di identificare il piromane. Nei giorni scorsi altri 2 atti incendiari simili si sono verificati in città. La procura ha aperto un fascicolo di inchiesta per fare luce sugli episodi e ne riferisce anche in questo caso Grandangolo. A Favara scatta il divieto di dimora nel centro urbano in applicazione di misura cautelare a firma del GIP del Tribunale di Agrigento Giuseppe Maria Di Miceli per un uomo. È accusato del reato di stalking aggravato perché commesso in presenza e in danno di minori con plurime reiterate condotte. Molestava e minacciava ripetutamente i propri vicini di casa, abitanti al piano superiore. Il liceo scientifico Leonardo ha promosso oggi una giornata di studi sul teatro Pirandello. C'era Arturo Cantella. I ragazzi del Leonardo oggi in una visita virtuale qui al Teatro Pirandello, frutto di una accurata ricerca culturale sulle fonti e le tradizioni stesse del teatro. Sì, oggi siamo veramente orgogliosi di presentare alla città questo percorso altamente formativo e qualificato che i nostri studenti hanno condotto sotto la guida del professore Zarbo, un percorso che è stato immediatamente sposato dalla Fondazione Teatro Pirandello, che intanto ringrazio per l'attenzione che ha dedicato ai nostri studenti, ma devo dire un'attenzione assolutamente meritata perché frutto di un lavoro di ricerca e analisi sui minimi particolari che caratterizzano il nostro splendido teatro quale simbolo
principale, uno dei simboli principali del nostro patrimonio, e che di fatto ha testimoniato come la tecnologia sia divenuta un primario strumento di apprendimento. Si tratta di una visita virtuale, un tour a 360 gradi del teatro progettato dai nostri ragazzi, quindi con l'ausilio delle tecnologie, e che ha consentito ovviamente loro di sviluppare numerose competenze, tra cui chiaramente le competenze digitali. Oggi credo che un'iniziativa di questo genere ponga il liceo tra le istituzioni culturali più innovative del territorio, ma devo dire con orgoglio rappresenta quell'istituzione culturale che forma le nuove generazioni pronte ad affrontare il futuro. Come valutate questa iniziativa, questo connubio con i ragazzi del Leonardo, il teatro e la fondazione? Lo valutiamo come una risorsa eccezionale, oserei dire, perché un progetto che era partito come un progetto scolastico è diventato man mano un documento storico importantissimo per il teatro, non solo per l'innovazione tecnologica e le visite virtuali che saranno possibili effettuare da remoto, ma soprattutto per le scoperte architettoniche e storiche che sono state trovate dai ragazzi nei vari archivi, nelle biblioteche, nell'archivio storico, quindi è sicuramente un punto importante sulla storia del teatro, perché cambia un po' la conformazione dei riferimenti artistici sulle opere e sui manufatti che sono all'interno del teatro. Quindi per noi è un giorno importante, ringraziamo di questo sicuramente il liceo scientifico, la dottoressa Pilato, che ha saputo guidare i ragazzi in maniera egregia, e quindi non vediamo l'ora di presentarvi questo progetto. Professore Zarbo, lei ha curato i ragazzi in questo studio di ricerca? Sì, è un progetto che è iniziato nel mese di settembre del 2024, quindi all'inizio dell'anno scolastico, e che oggi culmina con questa presentazione. Alcuni studenti si sono dedicati all'approfondimento della conoscenza del teatro Pirandello di Agrigento, in particolare per quanto riguarda le vicende storico-costruttive e le decorazioni pittoriche e scultoree progettate dal celebre architetto Giovan Battista Filippo Basile, autore del progetto del Teatro Massimo di Palermo, poi completato dal figlio Ernesto. Pitture eseguite egregiamente dagli artisti Luigi Sacco, Antonio Tavella e Giuseppe Belloni di Milano, mentre le sculture sono state realizzate dallo scultore palermitano Benedetto Alfano. Oggi il Teatro Pirandello concede le luci della ribalta a chi ha dimostrato di esserne meritevole e degno, in questo caso il liceo scientifico Leonardo di Agrigento, che con la sua dirigente scolastica, la dottoressa Pilato, e grazie all'idea, al coordinamento del professore Fabio Zarbo, insegnante di storia dell'arte, ha effettuato un lavoro di ricerca, di studio, trasfondendo poi tutto questo in un prodotto tecnologico, cioè una visita virtuale che è veramente di altissimo livello, e quindi abbiamo ritenuto doveroso da parte nostra di organizzare un'apposita giornata di studi con l'intervento di autorevoli relatori che potessero corroborare e avvalorare la valenza culturale, scientifica, artistica di questo lavoro, che per quanto ci riguarda merita di essere diffuso, e lo faremo nel modo più semplice ma probabilmente più efficace possibile, cioè quello di mettere sul nostro sito il link che condurrà alla visita virtuale del teatro confezionata dal liceo scientifico. Siamo qua con il liceo Leonardo, che ha dato un esempio di inserimento nell'ambito del programma della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura 2025, con un progetto innovativo che parte dall'importanza della conoscenza del patrimonio culturale da parte dei ragazzi, in un progetto interdisciplinare, perché attraverso l'utilizzo delle tecnologie sfrutta la conoscenza del patrimonio culturale, delle opere d'arte, con un percorso che costituisce un ponte tra passato e presente. Sì, è un qualcosa di meraviglioso,
ringrazio io la dirigente, la professoressa Patrizia Pilato e anche il professore Zarbo per aver voluto fortemente che questo progetto si portasse a termine. È una visita virtuale, sfruttando grazie anche all'intelligenza artificiale, proprio una visita a 360 gradi degli spazi del teatro per far conoscere anche da remoto la meravigliosa realtà che noi abbiamo. E la dimostrazione di come le istituzioni, come le scuole hanno voluto dare un contributo proprio ad Agrigento, capitale italiana della cultura. Sarà inaugurato venerdì prossimo alle ore 18 il primo poliambulatorio infermieristico comunale dell'Agrigentino con sede a Cianciana, promosso dall'infermiera Angela Bondì con il supporto del sindaco Francesco Martorana e dell'associazione Insieme per la Salute presieduta da Vincenzo Perzia. L'ambulatorio infermieristico è un importante punto strategico per l'assistenza di prossimità per tutti i cittadini, soprattutto per le persone anziane e i soggetti fragili che hanno difficoltà negli spostamenti. Taglio di posti nelle scuole agrigentine, c'è una dura nota della UIL. Con il taglio di 65 posti nell'organico provinciale della scuola della provincia di Agrigento e con quello ben più ampio e rilevante di 637 nell'intera isola, anche questo governo dimostra di non avere alcuna sensibilità per il mondo della scuola e per il suo personale. Lo afferma Gaetano Leonardi, responsabile territoriale della UIL Scuola di Agrigento. La povertà demografica con cui ci si ritrova a fare i conti in questo particolare momento, afferma in una nota, poteva essere regolamentata in modo diverso, riducendo il numero degli alunni per classi e agevolando i percorsi didattici e il lavoro dei docenti, piuttosto che tollerare ancora l'eccesso di classi con un numero abnorme di alunni, realtà con la quale dobbiamo affrontare, sottolinea, interi anni scolastici tra mille difficoltà. Purtroppo siamo ancora ben lontani da una severa inversione di tendenza, continua Leonardi, e ora come organizzazione sindacale abbiamo il compito di arrestare o quantomeno di mitigare gli effetti di questi tagli per consentire ai nostri docenti di svolgere il proprio lavoro nelle migliori condizioni possibili, evitando trasferte estenuanti e il riparto delle ore di servizio tra più scuole, con aggravio dell'assolvimento degli obblighi contrattuali. Chiederemo immediatamente, conclude, un incontro con l'amministrazione per discutere e affrontare questi temi così scottanti e controversi per la vita professionale del personale della scuola. È stato rinnovato il protocollo d'intesa relativo alla promozione e divulgazione della cultura astronomica tra l'assessorato all'istruzione retto dall'assessore Turano e l'associazione Obiettivo Infanzia, promotrice della realizzazione del planetario di Agrigento, rappresentata da Antonino Rampello. Oggetto del protocollo è la collaborazione tra le parti nella realizzazione di attività relative ai temi della promozione e divulgazione della cultura astronomica nelle scuole del territorio siciliano di ogni ordine e grado, nonché di altre iniziative di promozione culturale sempre in collaborazione con le scuole. Ci fermiamo adesso per gli spot e torniamo tra poco. E ci spostiamo adesso a Joppolo Giancazio, dove il sindaco Domenico Migliara ha comunicato che ieri pomeriggio sono stati inaugurati lo spazio coworking, il centro di informazione turistica e il centro di facilitazione digitale, realizzati grazie al sostegno del GAL Sicani, distretto rurale di qualità Sicani, nell'ambito del progetto Comunità in rete per i Sicani, finanziato dal PSR Sicilia. Questi nuovi spazi rappresentano un importante passo avanti, afferma Migliara, per la crescita sociale, economica e culturale del nostro paese. Dice: un grazie particolare poi rivolge al direttore responsabile di piano Angelo Palamenchi e alla sua squadra per il supporto dato. A breve, conclude, comunicheremo gli orari di apertura del centro di informazione turistica e dello spazio
spazio coworking, specificando che il centro di facilitazione digitale è già attivo presso il vicolo Pistone nei locali della Proloco. La Conad apre in via Gioeni ad Agrigento nei locali che furono della ex storica Standa. Ieri l'inaugurazione. Riapre oggi il Conad, un punto di riferimento negli anni e lo sarà anche per il futuro grazie al lavoro della vostra famiglia? Beh, un sogno diventa realtà, il legame che ho con questa città è un legame molto particolare e quando si è presentata questa occasione non ho fatto altro che pensare di realizzare ciò che oggi stiamo vedendo. Ecco, quanto lavoro ci è voluto per ripristinare e riportare all'abitabilità, alla fruibilità della gente questa struttura ferma da tanti anni? Beh, circa 12 mesi di lavoro diciamo assiduo e grazie a un'impresa importante del territorio abbiamo fatto sì che si realizzasse questo progetto. Oggi facciamo partire i primi 2 piani del ex Palazzo Standa, oggi dico Palazzo Conad, e poi lavoreremo per realizzare ciò che sarà il primo piano che è in work in progress. Si apre oggi una struttura dopo tanti anni di chiusura molto notata a Agrigento, ricordiamo i magazzini Standa, ora diventa il centro Conad. Sì, oggi è un giorno importante per Agrigento, dopo quasi 2 anni di lavoro della famiglia Messina, anche in simbiosi anche con noi del Comune, perché ho voluto anche fortemente che questo progetto si realizzasse. Oggi finalmente il Palazzo Standa si potrà chiamare Palazzo Conad, è una struttura meravigliosa al centro della città, anche in previsione anche dell'apertura dell'università in via Atenea e anche per la presenza di tantissime strutture ricettive. Penso che questa opera sia fondamentale non solo per Agrigento 2025 ma per il proseguo. E nell'anno santo 2025 l'Arciconfraternita Maria Santissima Immacolata esporrà la sua copia in scala 1:1 della Sacra Sindone di Torino. Mario Gallo, esponente del Comitato del Centro Storico, a nome di tutti ringrazia per l'opportunità Don Sergio Bonvissuto e la parrocchia di San Michele per aver messo a disposizione la chiesa di San Girolamo che apre dopo più di 40 anni. Grazie, dice Gallo, all'aiuto prezioso di chi si è speso per i lavori di pulizia e sistemazione della chiesa divenuta oratorio della parrocchia. E si è svolto un incontro a Canicattì per la ricognizione canonica del Beato Rosario Livatino, presente l'arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano. Martedì 8 aprile alle ore le 15:30 si è riunito nella chiesa di Santa Chiara in Canicattì il Tribunale per la ricognizione canonica del corpo del Beato Rosario Angelo Livatino per definire i trattamenti del corpo del Beato e le operazioni di chiusura dell'urna nella sessione conclusiva del Tribunale che si terrà nella mattinata del prossimo 10 di maggio. È stata firmata la pergamena con un estratto del verbale di estumulazione e traslazione del corpo del Beato nella chiesa di Santa Chiara in Canicattì, che sarà posta nel loculo della cappella cimiteriale Livatino Corbo. Erano presenti tra gli altri l'arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano, il delegato episcopale Giuseppe Pontillo, il promotore della giustizia Gioacchino Falsone, il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo. Incontro con scambio di libri a Parigi tra lo scrittore italo-francese di Realmonte Pascal Schembri e Dacia Maraini. Il noto scrittore italo-francese Pascal Schembri, ideatore del premio letterario Scala dei Turchi, ha incontrato a Parigi nei locali dell'Istituto Italiano di Cultura Dacia Maraini, intrattenendosi a conversare con la scrittrice con la quale è avvenuto anche uno scambio di libri. L'occasione è stata data dalla presentazione dell'ultimo libro della scrittrice dal titolo Vita mia.
Nel corso della serata la Maraini ha parlato di tanti ricordi della sua vita in terra nipponica durante il secondo conflitto mondiale. Racconti di una cronaca vivida, dolorosa, commista a pagine di speranza, di incredulo stupore, attraverso gli occhi di una bambina che ripercorrono i lunghi mesi della prigionia di Dacha e dei Maraini nel campo giapponese, per non dimenticare gli orrori del Novecento, e per celebrare il coraggio, la fedeltà alle idee, il rifiuto del razzismo. È appena il caso di ricordare che i due noti scrittori Schembri e Maraini sono stati insigniti ad Agrigento, in anni diversi, del prestigioso premio Telamone. E adesso qualche notizia dalle altre province. Nel corso della mattinata odierna la Polizia di Stato, segnatamente a personale della squadra mobile di Palermo e della locale Sisco, la sezione investigativa del Servizio Centrale Operativo su delega della locale Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 12 indagati ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico di stupefacenti e detenzione illegale di armi. La complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ha interessato la porzione di territorio cittadino ricompresa nel mandamento della Noce e delle famiglie mafiose che lo compongono. Nel corso delle indagini sono stati acquisiti significativi elementi indizianti in ordine all'ascesa degli attuali referenti del mandamento. In particolare è stata registrata una scissione interna alla famiglia mafiosa Noce che nel periodo di indagini ha fatto emergere due diverse fazioni, una più tradizionale e garantista del rispetto dei dogmi mafiosi, una più giovane alternativa ma al pari della prima ufficialmente riconosciuta e legittimata. In tale contesto, dalle captazioni tecniche, è emerso che rappresentanti delle famiglie mafiose sarebbero stati decisi unilateralmente da uno storico capomafia prima della sua morte, senza tuttavia ricorrere a metodi più democratici. Tale atto d'imperio ha costituito uno dei motivi che hanno fomentato la predetta scissione, che comunque ha garantito una coesistenza pacifica senza mai far registrare atti di esplicita belligeranza. Nel corso delle attività investigative sono venuti in evidenza e sono stati quindi documentati diversi casi di estorsione ai danni di cantieri edili e attività commerciali di varia natura. Con le stesse indagini sono state inoltre ricostruite le fasi di una rapina avvenuta nel giugno 2023 ai danni di un commerciante della zona e sono stati individuati i presunti autori e oggi interessati da custodia cautelare. La vittima ha denunciato che la predetta azione delittuosa era maturata dopo una serie ininterrotta di danneggiamenti e vessazioni. Significativa e preoccupante ciò che l'indagine restituisce in termini di esigenza espressa dalla società mediante il coinvolgimento di uomini di Cosa Nostra per la risoluzione di quotidiani problemi sociali, come dirimere le questioni di concorrenza nel campo della piccola imprenditoria o la risoluzione di dissidi tra privati. Le risultanze investigative raccolte avrebbero altresì dato modo di rilevare l'interesse degli indagati nella gestione delle piazze di spaccio, da sempre interesse prioritario per l'autosostentamento dell'organizzazione. Nel corso dell'odierna azione dinamica che ha contrassegnato l'operazione antimafia convenzionalmente denominata Nuovo Corso, sono state eseguite anche alcune perquisizioni delegate dalla stessa autorità giudiziaria nei confronti di altri indagati non interessati da misure cautelari. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, su delega della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, che ha disposto misure cautelari personali e reali nei confronti di 22 persone, di cui 9 in carcere e 13 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati, tra cui la raccolta non autorizzata di scommesse,
il riciclaggio e l'autoriciclaggio. All'operazione hanno partecipato oltre 100 finanzieri del Comando Provinciale di Messina, supportati dai comandi di Udine, Siracusa, Frosinone, Trapani e Vibo Valentia, nonché da personale specializzato del Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata e dalla componente aeronavale del Corpo. Le indagini hanno ricostruito, dal 2022 ad oggi, le attività di un'associazione per delinquere impegnata principalmente, secondo l'accusa, nella raccolta clandestina di scommesse sportive a quota fissa e nel gioco d'azzardo, tramite l'utilizzo di piattaforme illegali online. Inoltre, l'associazione era dedita al reimpiego dei proventi illeciti, attraverso intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, supportate da osservazioni sul campo e mirati controlli su esercizi commerciali. Gli investigatori hanno rivelato l'esistenza di una complessa organizzazione criminale radicata a Messina. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, l'organizzazione avrebbe avuto la capacità di coordinare un ampio numero di agenzie di scommesse, capillarmente distribuite nella città di Messina e in altre località italiane, in modo imprenditoriale. Il sistema prevedeva una gerarchia ben strutturata, riconoscibile anche dal linguaggio utilizzato tipico delle organizzazioni criminali attive nel settore del gioco d'azzardo. Gli indagati avrebbero operato senza le necessarie autorizzazioni dell'Agenzia delle Dogane sfruttando siti web illegali i cui server, localizzati all'estero e gestiti da società straniere, aggiravano le normative sul gioco legale. Tra le principali modalità operative, spiccava l'uso del contante per eludere la tracciabilità delle transazioni. I promotori dell'associazione, sempre secondo l'ipotesi investigativa, che dovrà trovare riscontro nelle successive fasi di giudizio, avrebbero adottato un meccanismo consolidato, acquisire la gestione di una piattaforma di gioco legale, per poi diffonderla nell'area messinese tramite numerosi punti di raccolta delle scommesse. Una copertura legale avrebbe permesso all'organizzazione di guadagnare una posizione dominante nel mercato delle scommesse clandestine, fidelizzando al contempo un'ampia base di scommettitori. Siamo allo sport, Carmelo Lentini ci parla adesso degli spareggi Gemini River Platani e intervista Angelo Caramanno sul torneo delle regioni. Terminati i campionati di promozione Sicilia, adesso arriva il momento delle semifinali di Coppa Italia. In Lezza la compagine agrigentina del Gemini dei tecnici Renato Maggio e Nino Bongiovanni, che proprio domenica prossima affronterà fuori casa la gara di andata contro la neopromossa Messana del girone B. Infatti la semifinale d'andata si giocherà allo stadio Sorbello Stadium di Visconde, che sarebbe un quartiere di Messina, mentre la semifinale di ritorno si giocherà il 27 aprile invece sul campo del San Giovanni Gemini. Ricordiamo che la compagine del Messana è risultata l'unica imbattuta in tutta la Sicilia, 22 vittorie e solo 4 pari, approdando così meritatamente in eccellenza. Svanisce invece il sogno del River Platani di approdare in prima categoria sul rettangolo di gioco di Palazzo Adriano. Infatti lo spareggio con il Priz è finito per 1-1, risultato che premia la compagine palermitana, essendosi classificata meglio nella graduatoria finale di campionato. I tempi supplementari non sono bastati per scardinare la difesa del Priz, che ha portato a termine la propria gara proprio sul risultato di 1-1. Ricordiamo che in vantaggio era andato per primo il River Platani con Joel Limbor e poi è riuscito anche a raddoppiare con Buccheri, ma la rete era stata annullata per presunto fuorigioco. Poi è arrivato il pari del Priz, che ha ristabilito le distanze, pari che ha obbligato a giocare tempi supplementari ma senza ulteriore scossone. Intanto primi appuntamenti con il torneo delle regioni in provincia di Agrigento e nel Caltanissetta. Si aprirà il 12 aprile, questo sabato, con la prima giornata che vedrà in campo al Dino Liotta di Catania il Bolzano e il Veneto, mentre a Pian del Lago di Caltanissetta si affronteranno
Trento e Friuli. Domenica 13 aprile invece la seconda giornata si giocherà allo stadio di Calascibetta, provincia di Enna, il match tra Friuli Venezia Giulia e Bolzano, mentre a Pian del Lago si affronteranno Veneto e Trento. Il 14 aprile, terza giornata, si affronteranno Trento e Bolzano a Favara, quindi al Giovanni Bruccoleri, mentre allo stadio di Aragona, lo stadio comunale Totorusso, si affronteranno Veneto e Friuli Venezia Giulia. Adesso seguiamo l'intervista con il presidente provinciale della FIGC, Angelo Caramanno. La prossima settimana, il 13 o il 12 di aprile, avrà inizio il torneo della regione, che vedrà impegnate le varie rappresentative regionali di 20 regioni d'Italia. Sì, con precisione Carmelo, partiremo il 12 di aprile e si completerà il torneo della regione, il 69 torneo della regione che si svolgerà per la prima volta in Sicilia il 18 di aprile con la finale a Taormina, nel suggestivo campo del Bacicaluppo di Taormina, quindi si farà la finale. Noi nella nostra provincia ospiteremo 3 comitati regionali, il Veneto, il Comitato Provinciale Autonomo del Trento e il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, mentre l'altra componente, l'altra comitato regionale che è inserita nella regione B, che riguarda il centro partecipazione Enna, che sarebbe il Friuli Venezia Giulia, sarà ospitato dal Federico II di Enna. Già siamo pronti come organizzazione, saremo sicuramente impeccabili, come è stato impeccabile tutto, tutta l'organizzazione che il Presidente Morgana ha messo in atto con la presentazione al Palazzo Reale di Palermo, alla Sala Gialla. Diciamo che tutto è previsto nei minimi dettagli, quindi sarà un torneo della regione che lascerà il segno, un torneo della regione voluto fortemente dal Presidente Morgana e da tutto l'entourage, da tutto il comitato regionale, cercando di valorizzare tutta la Sicilia. Infatti è un torneo che toccherà tutte le province della Sicilia e ogni girone avrà 2 o 3 province che collaboreranno e organizzeranno tutte le partite, e sarà un torneo della regione dove noi sicuramente come Sicilia, oltre all'organizzazione calcistica, alla nostra forza, alle nostre competenze specifiche nel calcio, daremo pure metteremo in mostra la nostra generosità, la nostra accoglienza, i nostri sapori, i nostri colori. Diciamo che quello che di bello abbiamo in Sicilia sicuramente lo porteremo avanti e sarà un momento di ricordo per i nostri ospiti. I campi direttamente interessati a queste sfide? Nella nostra provincia abbiamo il campo di Licata, il campo di Favara e il campo di Aragona. Poi saranno pure impegnati nel suo girone il campo di Caltanissetta, il campo di Calascibetta e il campo di Serra di Falco. Questi saranno i campi impegnati nel girone B. Quindi diciamo che già siamo pronti, abbiamo tutto curato nei minimi dettagli, aspettiamo solo che venerdì sera arriveranno tutte queste delegazioni. Ogni comitato porterà 100 persone tra atleti e componenti dello staff, quindi capiamo benissimo che ci saranno 2000 persone che saranno ospitate nella nostra bella terra della Sicilia, e quindi diciamo che siamo già pronti, aspettiamo solo l'evento, una settimana manca già alla partenza e sicuramente sarà un torneo della regione che ricorderemo per l'organizzazione e per tutto quello che noi riusciamo a mettere in atto durante questa settimana di partite e di eventi che saranno eventi collaterali che saranno organizzati per ogni girone e poi per la fase finale. E come sempre per gli amanti dei gol, la Goal Collection con i gol più belli della settimana. Giunti alla 30ª giornata, il girone I di Serie D infiamma sempre più la sua corsa. Quando mancano 4 turni alla conclusione, verdetti tutti in ballo a partire dalla bagarre tra Siracusa e Reggina che marciano speditamente a suon di vittorie. Il Siracusa vince per 3-1 il big match contro la Scafatese. Al cost to cost di Marco Palermo risponde Molinaro, gioia del pareggio che viene però smorzata dalla rete degli 11 metri di Maggio e dal 3-1 overtime di Limonelli. Non fa una piega alla Reggina, distante sempre 4 lunghezze dagli Aretusei. Amaranto che vincono per 2-1 sul difficile campo del Pompei. Alla rete di Capomaggio risponde De Luca, ma i 3 punti arrivano ancora in zona Cesarini grazie al 2-1 di Grillo.
Vittoria di platino in chiave salvezza per l'Enna, la cui ultima affermazione risaliva l'1 dicembre in casa della Vibonese. A timbrare il tabellino dei marcatori è Sebbia Peri, decisivo con un colpo di testa all'angolino. Muove un colpo salvezza anche il Licata Corsaro per 1-0 in casa della Vibonese grazie alla firma di Peppe Maimone. Si aggiunge tra le vittorie esterne anche il Città di Sant'Agata che spugna il campo dell'Ocri. Sant'Agata avanti con Faccetti, l'Ocri che agguanta la parità con le Vergue. Nei minuti di recupero ci pensa Catalano a decidere la sfida del Macri, operando proprio il sorpasso sul fondo della classifica. Di misura il successo della San Cataldese sul Ragusa che sempre ai titoli di coda timbra la vittoria con Willy Quamè. Pareggio pirotecnico tra Nissa e Acireale, biancoscudati in vantaggio fortunosamente con la rete di Manoni, Granata che si rimettono in carreggiata con Andreassi, sorpasso completato nei primi 45 di gioco con la splendida rete di Maltese. Nissa che anche in inferiorità numerica ha le palle gol per chiuderla, ma arriva la rete del definitivo 2-2 dell'Acireale di Rodio. Pari anche tra Castrum Favara e Gea Virtus, giallorossi avanti con Calafiore, pareggio del solito Barella, a fissare il risultato sull'1-1. Termina qui il nostro viaggio lungo un ricco e spumeggiante weekend di Serie D. Appuntamento a domenica prossima, il Siracusa osserverà il turno di riposo, la Regina può ricucire il suo distacco a 3 turni dalla fine. Termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni sul 93 alle ore 15, alle 20 e alle 9 del mattino, sul 268 in tutta Italia sulle smart tv, sul sito www.televideoagrigento.tv e naturalmente sui nostri canali social. Grazie per l'attenzione, arrivederci a presto.